adesso andiamo ad una categoria importantissima, sempre per la menzione di onore, che è la narrativa edita, quindi entriamo in quell'ambito delle opere già pubblicate e quindi hanno avuto una loro storia. E per andare ad assegnare la menzione d'onore alla narrativa edita, io chiamerei qui con noi il nostro giurato che ho qui alle mie spalle, l'avvocato Emanuele Ponturo. Caro Emanuele, benvenuto. Buona serata a tutti. È un piacere averti qua, benvenuto. È un piacere essere qua con voi. Grazie. È un piacere sentito. Bene, mi fa piacere, lo sento che è di cuore proprio, anche sincero. Caro Emanuele, allora, dici la verità, un premio letterario nazionale in provincia, a Castelfranco Veneto, non ti sembra un po', se possiamo competere un po' con quelli di Roma, ti sembra un po', come ce la caviamo qua in provincia, Emanuele? Io stavo riflettendo proprio su questo punto, per quanto riguarda questo premio letterario, che sia per quanto riguarda la categoria degli editi, sia per quanto riguarda gli inediti, io penso che non ha solo una rilevanza locale, territoriale, ma l'aspetto fondamentale e forte è il respiro nazionale. Ho partecipato l'altro anno al secondo posto, quest'anno praticamente ho avuto modo di valutare questa cosa proprio perché le opere edite e anche quelle inedite venivano da tutta Italia. Io penso che sia questo premio, una sorta di pesciolino d'oro o perla, sia per gli aspiranti scrittori, sia per gli scrittori che già hanno pubblicato, perché è uno stimolo molto forte che dà a chi scrive. Grazie Emanuele, davvero condivisibile questo tuo pensiero e allora adesso andiamo a vedere chi sarà il vincitore della categoria, naturalmente ringraziando la nostra bellissima Katia che ci ha portato la busta, che tra poco Emanuele aprirà e ci dirà chi sarà il vincitore di questa categoria. Allora, la menzione d'onore per la categoria narrativa edita va a Davide Rossanese con Atipicamente Down. Un applauso a Davide Rossanese e ti invitiamo a salire sul palco. Davide con Roberto che l'accompagna sempre, Monsignore Adriano Cevelotto e oltre a Roberto Guignolini che accompagna sempre Davide, anche Elisa Monotta e Italo Ventura Costa. Bene ragazzi, un applauso di benvenuto. Consegna il premio della menzione d'onore della narrativa inedita il nostro Emanuele Ponturo. Prego, avviciniamoci pure a Davide che penso sarà emozionato, vero Lisa? Allora vi ringraziamo, buonasera Italo e Roberto e anche a Monsignor Cevelotto che inviterei a raggiungermi un attimo perché ovviamente si esprimerà, buonasera Monsignore, un parere perché io avrei una domanda per lei. Adesso guardi, mi prendo il microfono che è da Emanuele. Prego ragazzi, potete pure venire più in centroscena, anzi noi ci spostiamo per darvi spazio a voi, anche a Davide che vorremmo sempre salutare di cuore e ci fa piacere che è qui. Monsignore, una domanda volevo porgerle perché una curiosità, da dove nasce e come nasce la collaborazione con Davide e soprattutto che significato ha come testimonianza questo libro? Buonasera a tutti. Allora, diciamo che io sono stato tirato dentro per la tonaca, si direbbe, anche se non la uso. Nel senso che un bel giorno mi è arrivato Davide con una richiesta un po' particolare, non consueta, che era quello di accompagnarlo in un cammino di fede. E mi sono trovato dentro a una storia che poi alla fine è arrivata anche con questo libro, e come ho scritto nella postfazione, per me è stata come scoprire una città nascosta dentro una foresta.
e quindi è stato un po' entrare, diciamo, scorgendo progressivamente un tesoro che non all'apparenza, agli occhi dei più non si vede, ma che in realtà esiste ed è apprezzato. E quindi questa collaborazione è stata veramente significativa. Sì, bisogna dire che la Lisa è l'artefice di tutta questa vicenda, ecco, mi sono trovato dentro e sono felice di essere mi fa piacere, la fautrice, la nostra Lisa, giusto? Che peraltro ricordiamo, Davide qui di Castelfranco, quindi penso che sia davvero emozionante poter vincere in un prestigioso teatro e premio letterario come questo un riconoscimento nella propria Castelfranco, come per me è un piacere essere qui finalmente a fare qualcosa qui a Castelfranco. Per voi immagino che sarà davvero emozionante. E ricordiamo Lisa e Italo che dal libro è nato anche uno spettacolo, che loro una sorta di spettacolo dove interagendo con Davide che scrive in diretta durante la, diciamo, esecuzione di questi brani che voi andate a raccontare, scrive naturalmente con i suoi tempi, ed è un peccato non poter fare qualcosa qui per motivi di tempo, ci dispiace, sennò vi avremmo dato volentieri spazio, ma dobbiamo andare, vedere una parte di questa esecuzione. Ovviamente, non potendosi esprimere, Davide ci ha scritto un messaggio che noi, per dar voce ai pensieri di Davide e a quello che ci ha scritto, vorremmo gentilmente con i nostri lettori leggervi per cogliere quello che Davide ha scritto a tutti noi. Sono un uomo che per anni ha sognato di scrivere un libro. Scrivere per me è dare voce a mia anima. Ho sempre desiderato scrivere un libro come occasione per testimonianza offrire di mio percorso di vita, di crescita, di amicizia, di fede. Io, uomo dal corpo lento e dalla mente veloce, ho voluto fortemente un'occasione per me di riscatto dai pregiudizi su mia sindrome. Mio libro è nato così, spinta forte di ricerca per me, di sguardi accoglienti e mai più distanti. Volevo gridare mia identità, mia dignità, mia fiera gioia di essere uomo, caparbio, muto, ma ricco. Ah sì, anche down. Io, atipicamente down, è nato così, come tenace occupazione e rivendicazione di un luogo tutto mio, dal quale urlare a gran voce mia felicità. Lisa Molon, mia pedagogista, amica e pusher di buon umore, mi ha sempre dato fiducia e supporto in questa folle idea. Libro è diventato nostra priorità e abbiamo trascorso stoiche giornate dedite a scrivere, a modificare, a immaginare, e lei mi ha imposto sue idee, seguiva mia visione con amorevole fiducia. Amico Monsignor Adriano mi ha proposto di contattare Messaggero Editrice e da quel momento mio sogno è diventato sempre più reale, tra entusiasmo e paura. Sono qui stasera a testimoniare che se c'è volontà si può volare in alto, ma anche raggiungere mete inaspettate. Ho voluto che il mio libro si trasformasse in uno spettacolo teatrale. Lisa e mio fratello d'anima Italo Ventura Costa hanno seguito mio strampalato desiderio, mettendo in scena mie idee ed emozioni. Ecco che mia vita, tanto fedelmente rappresentata, ha davvero assunto un senso. Io, atipicamente down, ho riscatto personale egoisticamente inseguito, ma ho scoperto funzione sociale di essere io, Davide. Pregiudizi ho presunzione di aver combattuto con scrittura e teatro, arrivando al cuore di molti che, come voi stasera, hanno avuto la pazienza di ascoltarmi in
qualità di uomo e umile scrittore. Ah sì, anche Dao. Grazie al nostro lettore Franco che ha dato voce a Davide Rossanese. Ciao Davide, complimenti ancora, naturalmente vi facciamo l'effetto di libro della premiazione. Prego Italo, prego il signore Roberto Migolini che accompagna sempre il nostro Davide. Ricordiamo che il libro ha anche la prefazione di Luciana di Pizzetto, come vi siete spinti in alto, complimenti. Ed è Davide, esatto, che ha contattato. Prego, Monsignore. Eravamo al Messaggero ed è uscita questa, un aneddoto su una conoscenza della Littizzetto, e lui mi manda un giorno una mail dicendo potresti fargliela avere. Allora la facciamo avere e la Littizzetto al mattino presto, attraverso questa conoscenza comune, dice voglio conoscerlo perché sto piangendo. Molto emozionante. Bene, vi ringraziamo. Andatevi a vedere lo spettacolo di Lisa e Guido, se avete occasione trovate tutto in internet, e quindi salutiamo Davide Rossanese con Io atipicamente down, andatevelo a comprare, vero?